il chiacchierate informale che abbiamo fatto, molto piacevole, sul cosiddetto relativismo, era secondo me da impostare su tre aspetti. Un aspetto è una definizione ragionevole di relativismo, non è certo la banalità che è tutto relativo, e questo sarebbe un assolutismo, e quindi il relativismo non è una dottrina definita, è un atteggiamento mentale, è l'idea che ogni questione possa essere discussa e che si abbia il diritto per ogni questione, per ogni dottrina, per ogni forma di vita, di avere anche dei difensori pubblici. D'altra parte, appunto, è abbastanza sleale liquidare il relativismo dicendo che appunto una dottrina dice tutto relativo, un po' come la sciocchezza che talvolta si dice dello scetticismo. Lo scettico cade in contraddizione perché dice che non c'è nessuna verità, ma non c'è nessuna verità, è la sua verità. Era una cosa che già Sesto Empirico liquidava con un trucchetto, insomma. Quindi questa è la prima cosa. La seconda cosa è che secondo me è insensata la terminologia dittatura del relativismo, è una locuzione sbagliata, perché il relativismo non può essere un dittatore proprio perché il suo è un atteggiamento antidittatura. E del resto, valga la saggezza di Giacomo Leopardi, il mio sistema, il relativismo, non è contro l'assoluto, anzi è per l'assoluto, lo ama al punto tale che lo rende plurale, no? Secondo punto, perché lascia che i vari assoluti escano fuori e confliggano gli uni contro gli altri. Terzo punto che ci interessava sottolineare è che a livello pratico il relativismo non uccide. Magari i relativisti possono uccidere, magari un relativista può impazzire, sparare alla moglie per esempio, oppure poi incontrare qualcuno che tenti azzopparlo, di derubarlo e ricorre alla legittima difesa. Ma se uno non uccide in quanto relativista, quindi il relativismo non è responsabile, come si dice, di tutti i mali del mondo. I responsabili, ahimè, sono alcuni assolutisti, i quali negano la possibilità agli altri di pensare diversamente e usano numerosi strumenti di coercizione, compreso la violenza fisica, le bombe, gli atti terroristici, eccetera. I terroristi sono degli assolutisti, non sono dei relativisti. Trovatemi un terrorista che sia un relativista.